Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Andiamo al video. Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Bologna nel suo editoriale. Da bambini, tutti noi, almeno quelli della mia generazione, giocavamo con i soldatini e i fortini. E noi avevamo un fortino molto bello e ben protetto. Imbattuti nel 2025, nessuno aveva vinto in casa. I primi a battere Maradona furono i Chelsea, ma nessuno ci era riuscito in campionato. Poi arrivò Maurizio Sarri dalla Lazio, che negli ultimi 4 anni aveva vinto regolarmente a Napoli. Ma non era un caso isolato, perché il Bologna ci ha condannato alla seconda sconfitta nelle ultime 3 partite casalinghe. Oltre all'episodio di Cremonese, il Napoli perde ancora. Dimenticate la Champions League. La difesa del Napoli è in crisi e si è sgretolata in questo rush finale di stagione. Erano a 7 punti dall'Inter, ora sono a 15. Qualche tempo fa avevano 10 punti di vantaggio sulla Juventus. Ora sono solo a 2 punti dalla Juve e a 3 da Milan e Roma, entrambe in fase di recupero. Il Como è a 5 punti di distanza. I numeri non tornano. 7ª sconfitta in campionato, tanti, 33 gol subiti. Il Napoli continua a segnare pochissimo e, purtroppo, la situazione è molto negativa in termini di stile di gioco. Il Napoli ha disputato un primo tempo insopportabile, riaprendo fortunatamente la partita nei minuti di recupero con Di Lorenzo, autore del rigore che aveva portato il Bologna sul 2-0. Bernardeschi si è trovato solo in area, potendo fermarsi e calciare con estrema facilità, portando in vantaggio il Bologna. Nonostante Politano, giovane, Alisson Santos, MC Tominay e Erasmus Dlund, il Napoli non è riuscito a effettuare un solo tiro in porta nel primo tempo, a eccezione di un colpo di testa di MC Tominay su calcio d'angolo. Niente. Poi sono rientrati in partita, hanno avuto un ottimo inizio e hanno pareggiato grazie a un meraviglioso passaggio di Dlund per Alisson, che con grande freddezza ha portato il risultato sul 2-2. In quel momento avrebbero dovuto avere il controllo della partita, avrebbero dovuto dominare per una decina di minuti. All'inizio del secondo tempo sembravano un Napoli diverso, e poi è successo quello che sta succedendo da tutta la stagione. Il Napoli sta svanendo, come una candela, un pasticcio appiccicoso che si spegne. Si è spento e, alla fine, è stato punito perché il loro portiere, che ha una tecnica pessima, devo dirlo e ripeterlo, continua a respingere la palla a mani nude in mezzo all'area, una cosa che si impara nelle accademie di calcio. È stato punito con un gol in rovesciata di Rò, che ci ha lasciati devastati. Ora devono vincere a Pisa. Hanno ancora bisogno di 2 punti per garantirsi matematicamente la qualificazione. Il Napoli non è solo oltre gli 80 punti, è bloccato a 70, decisamente troppo pochi. Il Napoli ha segnato 54 gol, ne ha subiti 36 e ha una differenza reti di appena più 18. Questo è un Napoli che non può più nemmeno dare la colpa alle assenze. È un Napoli che gioca male e produce poco. Questo finale di stagione è brutto, ma brutto e forte in ogni senso. Una squadra che non partecipa a una coppa da gennaio, una squadra che ha fatto un doppio precampionato, a differenza di Inter e Juve. L'Inter vola, vola. Sono andati a Roma e hanno regalato alla Lazio un vantaggio di 3 gol con assoluta facilità. Il Napoli è rimasto senza fiato dopo 50 minuti. E vogliamo davvero parlare di quel famoso precampionato? 41 infortuni, un Napoli che non riesce mai a fare la mossa decisiva nei minuti finali, un Napoli che, qualunque sia il modulo, manca sempre di qualcosa. Oggi, qualcuno indica l'assenza di De Bruyne all'ultimo minuto. Ha subito un taglio vicino al sopracciglio in uno scontro di gioco nei minuti finali e non ha potuto giocare. Ma De Bruyne non è mai stato una stella in passato. Dire che l'assenza di De Bruyne sia stata cruciale è una bugia. Non so se Conte si sederà a parlare con De Laurentiis per trovare una soluzione, ma certamente, se ripartiamo da questo finale di stagione, le cose non vanno bene e serve una profonda riflessione. È ora di rinnovare? Perché, in questo momento, anche la panchina di Conte merita una seria riflessione. Se ci propone questo Napoli, onestamente, magari ha vinto lo scudetto, per l'amor del cielo, ha vinto la Supercoppa, il Napoli è ancora secondo, ma vogliamo capire perché è secondo? Perché è fortunato, e vi dico, il Napoli è fortunato. Il Milan è esploso, completamente esploso, 6 sconfitte consecutive nelle ultime 8 o 9 partite, una cosa indecente. Se la Juve non avesse pareggiato in casa contro Pisa e Verona, pensate che la Juve rischierebbe la qualificazione alla Champions League? Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia un commento al video 1. Grazie.